Quindi raga, il Napoli esce dalla Champions, giusto così, guardando il percorso non possiamo dire diversamente, ma dimostra, soprattutto nell'ultimo periodo, di essere sempre una squadra vera e che sa stare bene in campo. E adesso quindi meno impegni, situazione ideale per Conte tendenzialmente, come dicono tutti, e testa totalmente al campionato ragazzi, perché abbiamo un campionato da raddrizzare, ma perché l'obiettivo è entrare assolutamente nelle prime 4 per fare comunque la Champions l'anno prossimo, quindi raddrizzare in questo senso, provando a sognare, perché sognare ti porta comunque a fare determinati risultati, e provando magari a puntare alla Coppa Italia. Arriverà il Como, squadra difficilissima da affrontare, ma chiaramente è comunque un trofeo ragazzi, è comunque un obiettivo che si può perseguire adesso senza le coppe europee. Io ho un sogno difficilmente realizzabile che, ragazzi, Vergara titolare fino a fine stagione. Lo meriterebbe a prescindere in questo momento, ma meriterebbe, e spero che succeda, di giocare tantissimo da qui a maggio sostanzialmente. Questa è stata la mia analisi a freddo da ragazzi, ovviamente da tifoso, questa volta fatta praticamente totalmente dal Maradona. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.